Un autista NCC di servizio presso lo scalo aeroportuale Marco Polo di Venezia è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza dello scalo veneziano quale responsabile di un furto avvenuto ai danni di un operatore di servizio alla sala arrivi. La persona aveva lasciato incustodito il borsello per qualche istante e il ladro, approfittando del notevole flusso di passeggeri in entrata e uscita, non ci ha messo nulla a far sparire il borsello contenente la cifra di 1.000 euro. Denunciato il furto ai carabinieri, i militari hanno fatto partire immediatamente le indagini sulla scorta di altre segnalazioni ricevute in passato. Non è la prima volta che in aeroporto viaggiatori in attesa di imbarcarsi sono costretti a denunciare il furto di oggetti personali e dunque, visionando le immagini delle telecamere, è stato possibile individuare il ladro che è sembrato agire in maniera isolata. L'uomo, messo di fronte alle proprie responsabilità davanti ai militari dell'Arma, ha ammesso le sue colpe, restituendo il maltolto al derubato. L'autista è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.